Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. È bello trovarci così insieme oggi a celebrare innanzitutto la solennità di Cristo Re, che ha la precedenza su ogni altra festa. Celebriamo anche appunto la patrona della musica nel canto sacro, Santa Cecilia, e anche la giornata del seminario. Oggi saranno consacrati e ordinati 4 diaconi che poi saranno consacrati ai sacerdoti in giugno, segno di ripresa, di vitalità, e le offerte che oggi raccogliamo sono per il seminario. Ci disponiamo a fare la nostra festa insieme con il Signore, che gioisce, che gode nel vederci riuniti intorno a Lui e in Lui stesso. Ecco, ci invita a celebrare bene con il nostro cuore, convinti interiormente della nostra fede. O comunque siamo qui e Lui agisce su di noi, anche se siamo di poca fede o poveri peccatori. Proprio per questo il gesto che ci introduce a questa santa celebrazione è proprio l'atto penitenziale, la nostra richiesta di perdono, di misericordia da Dio. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Nella nostra fede riconosciamo presente nei segni sacramentali il Signore in mezzo a noi, come gli angeli sulla grotta di Betlemme hanno riconosciuto la presenza di Dio in quel bambino, e insieme agli angeli cantiamo il nostro grazie, la nostra lode, la nostra gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Ascolta la nostra preghiera, Signore, e per l'intercessione di Santa Cecilia, Vergine e Martire, rendici degni di cantare sempre le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le fascerò con giustizia. A te, mio gregge, dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza.
Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra ed i capri alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il Re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparati per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose ad uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Parola del Signore.
soddisfazione, umanamente parlando anche per me è un motivo di orgoglio vedere qui il corpo bandistico, uno coro e uno dietro all'altare, tanta gente e tutti insieme componiamo l'assemblea liturgica, un'assemblea che principalmente oggi, ma ogni domenica, è chiamata a rendere grazie, a lodare Dio. Oggi è chiamata a riconoscere nei segni sacramentali in questa nostra riunione, in questo nostro luogo, a riconoscere il Signore che viene come buon pastore, come la prima lettura ci ha detto, buon pastore che si prende cura di ciascuno di noi, soprattutto dei più deboli, di quelli che sono feriti in qualche modo nella loro esistenza. Un Signore che viene anche come re, ma la sua una regalità, come diceva ai suoi discepoli, non come quella dei signori di questo mondo, i potenti che spadroneggiano, ricercano il proprio interesse, ma una regalità che è una potenza di amore, buon pastore, un amore per portare la vita a tutti coloro che amano. E non solo la vita fisica dopo la morte, quella del paradiso, ma che usa il suo amore anche per togliere da questa esistenza terrena quelli che sono i segnali, i segni, i preammonimenti della morte fisica, il dolore, la sofferenza, l'emarginazione. E ci indica questa strada, chiede a tutti noi che avvertiamo la sua presenza, che crediamo in Lui, di diventare espressione nella nostra vita della sua carità, del suo amore, soprattutto nei confronti dei più deboli, dei più bisognosi, di quelli che fanno fatica a vivere. Allora noi comprendiamo, fratelli, così tanto per dire che la chiave, quella vera, non è tanto la chiave del solo, del fatto, ma è quella chiave unica, può aprire la porta della vita, che può aprire la porta del paradiso, che è la chiave appunto della carità e dell'amore. Il Signore ci chiede di dare questo senso alla nostra vita. E questa chiave non è da inventare, perché Gesù ci ha dato l'esempio. Ci chiede solo di amare come Lui ama. Belle parole, ma com'è difficile. Noi che siamo egoisti, siamo peccatori, come facciamo? Io vorrei che comprendessimo tutti, fratelli, che non possiamo incontrare il Signore nell'affamato, nell'ammalato, nel povero, nel senza tetto, nell'immigrato, nel bisognoso, se non incontriamo il Signore nell'Eucaristia. L'Eucaristia deve diventare il momento in cui interiormente, profondamente, personalmente e comunitariamente facciamo esperienza del Signore con noi. L'Eucaristia è il dono del suo Spirito, il Spirito dell'amore, quello che ci dà la forza poi di incontrarlo durante le nostre giornate feriali.
raggorato, che ci fa vivere. Non lo si incontra in una messa comunque celebrata, in qualsiasi messa. Ma per incontrare il Signore nell'Eucaristia occorre celebrare nei dovuti modi, nei giusti atteggiamenti. Occorre aiutarci l'un l'altro per fare proprio questa esperienza attraverso una serie di atteggiamenti anche esteriori del corpo, perché il Signore veramente ci parli al nostro cuore, perché sia comunione con Lui e tra di noi. Oggi Santa Cecilia, patrona della musica e del canto sacro, quindi è giusto che parliamo un po' di questo. Nella Passio, la storia che racconta il martirio di Santa Cecilia, c'è una frase bellissima che dice: mentre gli organi suonavano, gli strumenti musicali suonavano, probabilmente eravamo nel giorno delle sue nozze, nella sala del matrimonio, del pranzo di nozze. Cecilia era intenta non a quello che succedeva, ma era tutta intenta a cantare in corde suo, nel suo cuore, soli Domino, soltanto al Signore. È un modo per dire, credo, che se il canto o qualsiasi altra azione liturgica è fatta per se stessa, non ha senso. Prima che sia fatto con la bocca, deve essere fatto dal cuore. Solo Domino, soltanto al Signore. In qualche cosa quindi la liturgia, il canto in particolare, che deve smuoverci dal di dentro, che deve toccare e far venire fuori quelli che sono i sentimenti più nobili e più grandi nel cuore dell'uomo. Sentimento di riconoscenza, di gratitudine, sentimenti di gioia, in altri momenti sentimento di dolore. Una supplica che parte dal di dentro, una richiesta di grazia, una richiesta di perdono. E allora noi comprendiamo, come sia anche che ve lo dica, perché il canto susciti tutto questo movimento, perché ci smuova dal di dentro, deve essere fatto da tanti e tanti. Da un repertorio di musica sacra, da canti così chiamati liturgici. È chiaro allora che non può essere un repertorio qualunque, non sicuramente di musica profana, ma neanche il canto religioso popolare, liturgico, come tanto per dire la Madonna Nera, che tanto amiamo, o una canzone di quelle cristiane della Madonna. Il canto liturgico ha le sue caratteristiche per smuoverci per di dentro. Deve essere un canto corale che coinvolge. Deve essere soprattutto un canto fatto con parole, con un testo preso dalla Bibbia, parole della Sacra Scrittura. Deve essere un canto che sia adatta al momento liturgico che si celebra. E questo noi lo dobbiamo comprendere, e invito sia la banda che i due cori ad arricchire il loro repertorio di canti non religiosi, di canti di qualsiasi genere, ma di canti liturgici, canti e musica sacra. Un'altra cosa vorrei sottolineare che mi preme, che
vado dicendo da sempre, ma non solo io, anche altri l'hanno detta, che per farla capire, non ve lo pretendano, insomma, dobbiamo sapere che cosa è la messa per farla bene. Siate che ve lo dica come un esempio. Nella messa c'è sempre il prefazio, no? Quello che comincia il sacerdote a dire: il Signore sia con voi, noi per i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore, è cosa buona, giusta, rendere grazie. E noi cantiamo, innalziamo il nostro canto insieme agli angeli e ai santi, il nostro canto di lode e di gloria a Dio, diciamo. E poi un mutismo generale della gente. E allora si dovrebbe dire: e il coro innalza il canto di lode. Dico per il santo, ma è chiaro che nella messa ci sono parti che sono insostituibilmente assegnate all'assemblea del popolo di Dio. Sono appunto Santo, Agnello di Dio, il Gloria, il Signore Pietà, il Padre Nostro, che sono chiamati i partiti della messa. Faccio un altro esempio perché mi comprendiate. Noi ogni tanto ci troviamo a fare un pranzo, un gruppo di amici, una cena, qualche volta in Maica, e com'è bello dopo fare 4 canti. Però non vogliamo ascoltare. Se non sappiamo le parole, diciamo: dateci il testo che vogliamo vedere e cantare anche noi, perché cantando insieme ci fa sentire gruppo, ci unisce come amici. Solo cantando insieme ci sentiamo veramente una famiglia, così anche nella messa, sapete. Solo cantando tutti insieme quelle parti che sono di tutti, ci sentiamo assemblea di Dio, ci sentiamo popolo di Dio, ed è questo canto che ci unisce, che ci fa sentire figli, fratelli, figli di Dio e fratelli tra di noi. Ma senti che faccio una battuta, mi dite: parroco. Stata la loro fede, per quel loro impegno profuso per la comunità, a metterli ora a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. E anche a noi concedi al termine di questo pellegrinaggio di giungere tutti insieme alla dimora eterna dove tu ci attendi.
comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli, i Martiri, con Santa Cecilia, San Lorenzo e tutti i Santi, innalziamo a Te la nostra lode nel Cristo Tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora uniti, facendo comunione con Cristo Gesù, eleviamo la nostra preghiera, la nostra supplica, la nostra fede a Dio Padre come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti noi i nostri debiti, come noi ci rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Insieme ci prepariamo alla comunione con questa preghiera. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, lascia la pace che dona la pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, che dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con voi. Scambiamo un segno di pace. Illuminato dal tuo essere, cuore che tuo
beati noi che siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.